Buonasera. Allora, grazie al Felze dell'invito, grazie ad ACTV che ci ospita. Grazie al ACTV che ci ospita. Non parlerò tecnicamente perché appunto è mia abitudine non annoiare, ma cercherò di fare dei salti tra passato, presente e futuro per vedere un po' come è cresciuto, è gestito il trasporto veneziano. Il Commissione Ingegnere ha delle particolarità veramente uniche al mondo. ACTV, come diceva, non gode di buona stampa. Io ormai mi sono stufato di raccogliere articoli, ma avevo proposto molti anni fa il libro che poi abbiamo scritto sui vaporetti ad ACTV, che naturalmente non mi aveva neanche risposto più volte, quindi non solo a casa, nessuno mi ascolta, ma neanche qua, finché per caso un dirigente ha visto i modelli e da lì è nata l'idea del vaporetto. Dice: ma come può un'azienda del genere, che ha migliaia di lavoratori, che ha bilanci stratosferici, perché insomma sono bilanci, non ha un libro, un dépliant, un poster, un qualcosa che possa descrivere questo lavoro che è veramente importante e che rimane ai più sconosciuto? Perché naturalmente i battelli sono come il servizio idrico dell'acqua, uno si accorge quando apre il rubinetto e l'acqua non viene giù. Quando apre il rubinetto e l'acqua viene giù non si rende conto del lavoro che c'è sotto. E ora continuo sempre a proporre alla CTV di fare un'opera appunto di comunicazione, no? Che naturalmente si interrompe proprio nell'atto della comunicazione con la CTV. Questa è l'area, questa è la grandissima area, è proprio un vero e proprio arsenale di Venezia, dove venivano progettati, disegnati, costruiti, manutenuti i battelli di ACTV, quindi un'area enorme, grandissima. Qui sono delle foto aeree prese durante la costruzione dei capannoni. Vedete, poi là ci sono gli scali e ci sono le officine dove veniva costruito assolutamente tutto, dai sedili alle porte, alle eliche, quindi è veramente un arsenale identico a quello storico, diciamo. Adesso non funziona più così, mi hanno spiegato che bisogna avere 60 imprese, ditte, aziende, cose varie, eccetera, ma qua per decenni si è fatta questa flotta che fa un lavoro bestiale, perché condurre un battello tutto il giorno con arresti, ripartenze, manovrando in Canal Grande, come vedremo, è veramente un'opera improba. E le rotte sono rimaste praticamente le stesse del 1800, anzi sono diminuiti i posti perché non c'è più Rio Nuovo, non c'è più il passaggio all'interno dell'arsenale di Venezia che prima veniva fatto. Come vedevamo il futuro molti anni fa, il 2000 sembrava una data lontanissima, no? E allora si immaginava che con l'avvento dei robot, con l'avvento della meccanizzazione, questo avrebbe alleviato la vita quotidiana e avrebbe permesso, vedete, di costruire una casa semplicemente schiacciando il pulsante. Effettivamente i robot sono stati introdotti nell'industria e si è ottenuto quello che si voleva, cioè una netta riduzione del lavoro. Infatti sono tutti licenziati, e questo è uno dei tanti effetti perversi della tecnologia. Alcune cose hanno funzionato, vedete il sistema di insegnamento, che è quello appunto di masenare i libri e poi inculcarli nella testa delle persone. Soprattutto nelle riviste che prendevo da bambino, anzi le prendeva mio papà che era meccanico e faceva appunto questo lavoro che vediamo oggi. La cosa più importante era il trasporto pubblico, che veniva già immaginato automatico, perché uno deve stare al volante e fare prima, seconda, terza, seconda, prima, eccetera. Quindi vedete, loro immaginavano una macchina già con i sensori, come quelle che stanno progettando adesso Google, mi sembra, che avrebbe permesso ai passeggeri di potersi rilassare e giocare a carte. Diciamo qualcosa è avvenuto di fantascientifico nel momento del trasporto, però non tutte. Essenzialmente il trasporto è rimasto praticamente lo stesso. Guardate questa immagine del bacino di San Marco, vedete il battello, c'è un incrocio fra il 21 e il 22, sono numerati,
La foto è facilmente databile perché il campanile è crollato, non so se vedete, grazie. E quindi si può capire quando è stata scattata. Faccio notare l'acqua del bacino di San Marco, la scia dei battelli, quindi sono a più velocità, i tempi di percorrenza erano gli stessi, tanto per mettere le cose in chiaro, e non fanno assolutamente onde. Non fanno onde perché? Perché avendo una potenza di macchina di 45 cavalli, che adesso un adolescente te lo tirerebbe dietro un motore di 45, poi si comincia da 80 in su a considerare, necessita di carene finissime, carene che abbiano una resistenza minima all'avanzamento. Infatti queste erano carene simili a quelle delle barche a vela, perché appunto avevano una penetrazione idrodinamica veramente notevole. Ecco, quindi guardatevi bene questa immagine e dimenticatevela. La situazione attuale è questa qua, cioè l'azienda dei trasporti è in guerra tutti i giorni, cioè in prima linea. Io ho appena preso il battello, sono ancora a pelle d'oca, perché veramente continuano a stipare, non so quanti passeggeri 210 ufficiali, ma poi no. Mi pare che sia solo qua, ma comunque la densità del calcolo 4 metri quadrati, esatto, questo me lo ricordavo ancora. Non ce ne stanno di più, se li vedete sul tetto sì. Questa è la situazione purtroppo che devono affrontare chi mantiene i battelli, quindi pensate al sovraccarico, e chi soprattutto l'equipaggio che deve avere a che fare con persone che nella maggior parte dei casi non ha mai messo piedi in un'imbarcazione, quindi sono imbranati eccetera. E questa è la vita quotidiana, non c'è più un momento di picco come c'era una volta col carnevale e altre cose, ormai questa è la situazione normale. E la situazione in Canal Grande è questa, cioè battelli, taxi, e dovete immaginare appunto una città di 46.000 abitanti contro 30 milioni di presenze annuali, quindi è un rapporto incredibile. Grazie al cielo questo rapporto adesso si va risolvendo, questa lotta fra le due cose, nel senso che i veneziani stanno scomparendo. Comunque la problematica è che questi battelli si incrociano a 90 gradi con gondole che escono dagli stazi e con motoscafi che escono lo stesso dai canali a 90 gradi e il capitano deve destreggiarsi, vedete, in una situazione, questo è un giorno qualsiasi, e le statistiche sono incredibili. Mi sembra 10 ore sotto il ponte di Rialto sono state censite 700 taxi, 219 battelli normali, altri 216 di trasporto, 209 gondole, per un totale di 1615. Questa è la giornata del 2 settembre, quindi non a carnevale. Capite che le barche si sono dovute adattare a questo. Questi sono i battelli che noi, le persone più anziane, si ricordano, perché hanno una struttura che è nata ed è praticamente era nata perfetta, cioè praticamente una cabina centrale, una parte di prua per chi amava l'aria come amo io, stare all'aperto, e i freddolosi si mettevano a poppa. Questa è una bella vista di uno di questi battelli, ce n'è uno qua mi sembra fuori ancora. Avevano una serie di panchine, il comandante era sopra, per cui aveva un'ottima visibilità a 360 gradi, magari non 360 ma comunque abbastanza grande, e si poteva stare in questa posizione. Questo era lo schema di imbarco, vedete, veniva diviso, la gente metà andava a prua, metà andava a poppa e la cabina era centrale. All'aumento dei passeggeri questo non è stato più possibile e quindi è stata allargata la zona di imbarco, è stata spostata la cabina più a prua e sono venuti i serie 80, che sono appunto questi, correggimi se dico delle altezze tecniche, che sono questi che hanno questi posti un po' striminziti a prua e bisogna stare seduti perché la cabina è stata abbassata. È stata abbassata per passare sotto il ponte per passare il ponte della ferrovia, esatto. Le barche, come dice l'ingegnere, devono essere disegnate sul ponte, non esiste la barca ideale, esiste la barca che deve navigare in un certo percorso. Se io ho il ponte come quello della ferrovia che è basso, è stato abbassato, invece prima una volta i battelli arrivavano e poi si giravano e tornavano indietro nel senso inverso. E sono stati disegnati appunto questi qua della serie 90, 100, 110, adesso siamo arrivati, vero? Che vengono numerati ad annate, dove la cabina, vedete, c'è una cabina grande che copre da banda a banda e ha un'ottima visibilità ed è stata aumentata al massimo la zona di imbarco, cioè la zona centrale dove appunto la gente
può imbarcarsi e sbarcarsi, come si può vedere in queste immagini. È stato aumentato il barcarizzo in maniera appunto da farli entrare all'interno. L'unico fortunato è il mio amico che è 2,5 metri mi sembra, è l'unico che riesce a vedere sopra delle teste degli altri. Questo io sto scherzando, ma in effetti la pressione è molto alta, e come ripeto, l'azienda secondo me fa pochissimo per far invece conoscere cosa c'è dietro a queste, perché fa notizia solo i giornalisti, chiaro, che intingono il pane solo quando succede qualcosa di brutto. Nell'evoluzione dei vaporetti c'è stato un periodo nel quale è stato tolto il timone e sono stati messi, vedete, questi shot, cioè un'elica che gira sul suo asse a 360 gradi, poi ridotta a 180, e si guidava con un volantino al posto della ruota del timone. Però questo sistema è stato poi abbandonato, si è ritornato all'elica timone ancora. Una cosa che secondo me, così da persona che va in barca, proporrei, ma non so se sia possibile, mettere un piccolo boat raft, che sarebbe un'elichetta di prua che spinge la barca lateralmente, come ce l'hanno i taxi anche attualmente, no? E vedo già che lo so. No, si può tutto. Perché i battelli è come se voi guidassi una macchina con le ruote sterzanti dietro, quindi per andare a sinistra io devo buttarmi a destra. È stato così che è nata la disgrazia in Canal Grande, da uno scodamento di un vaporetto che ha colpito la gomma. Un altro ausilio, secondo me, a costo quasi zero, potrebbe essere la telecamera di poppa, che è una cosa è stata installata, mi hanno preceduto. E quindi ci potrebbero essere delle soluzioni tecniche a costo abbastanza limitato da poter essere impiegate. Uno dei miei battelli preferiti, soffrendo di claustrofobia, è il giardiniera, che erano quelli tutti completamente aperti, e a questo io avevo pensato quando ogni tanto parlo con qualche dirigente e dico: ma perché non... Cioè, a Venezia viene di tutto, e vengono delle persone anche che amerebbero girare su dei mezzi, ma non è possibile. E questo è un allestimento di una giardiniera, non so se vedete, che praticamente è una cosa di un lusso sfrenato. Cioè, quando uscivamo dalla guerra, si viaggiava come dei signori praticamente, anzi prima, qua siamo molto prima della guerra. E a questo io pensavo quando venne proposto il battello dell'arte. Ho detto: un battello completamente aperto, un bar centrale con un hostess che ci versa i bellini, e io pago anche 50 euro, voglio dire, no? È stato fatto il battello dell'arte. Ho detto solo battello dell'arte, che aveva questa caratteristica, vedete, tutto chiuso, però sul sedile potevi vedere il Canal Grande. Se veniva proiettati dei video del Canal Grande che era fuori dai finestrini. Ma siccome qualcuno ancora si ostinava a guardare fuori dai finestrini, hanno applicato delle calcomanie con le quali non si può vedere l'esterno, nonostante qualcuno tiri ancora il collo. Mi dimentichiamo, se uno paga 7 euro e viene a Venezia, vorrebbe un attimino guardare il Canal Grande. Dicevo, la città particolarissima, una città fragile. L'ingegnere giustamente diceva di questi nuovi carburanti a basso impatto ambientale, ma la città con questa pressione e con questi scarichi scioglie letteralmente le pietre. Sapete, si combina col vapore acqueo, diventa un acido, e il marmo e la pietra si trasforma in gesso. Quindi vedete, dal 78 al 2008 praticamente è sparito l'angelo. E questo succede, cioè, se voi avete delle fotografie, non occorre andare su quelle di Naia o di Filippi, ma anche delle fotografie degli anni 30, vedete la stessa scultura che proprio ha perso completamente i lineamenti. Avete presente la Madonna che c'è rialto, il piede del ponte rialto, che ha perso completamente la faccia, probabilmente per quello che vede. Dai, disperazione. Esatto, probabilmente. Allora, questo qua è importantissimo, secondo me, produrre, sarebbe stata la città ideale per sperimentare dei battelli elettrici, cioè di battelli che avessero una propulsione ad emissione zero. E in effetti qua la prima volta mi hanno ascoltato. Infatti fu fatto un battello nel quale non c'era ancora l'ACNIR quella volta, si fece dare le batterie e il motore elettrico di un sottomarino, perché i sottomarini in immersione navigano senza motore diesel ma col motore elettrico, che fece un servizio, venne testato, provato, funzionava perfettamente. E dice la rivista di Venezia: restano a favore tanti vantaggi derivanti dall'assenza completa di fumo, odore, rumore, dalla maggior pulizia ed eleganza di battelli e dalla minor probabilità di avarie. Era il 1921.
Quindi ci siamo bucati un secolo di spulsa e per arrivare, vedete questo è l'interno della sala macchine, è stato fatto un elettrico effettivamente, ma viene usato pochissimo da quanto mi risulta, no? Era uno dei batteri dell'arte. È stato convertito perché... Ah, non è più elettrico? È diesel elettrico. Non fa tempo a fare la slide. Alla fine, dopo rispondi tutto. Vi spiego perché. Sì. Ecco, cavo via la slide. Anche in terraferma, per esempio adesso c'è il nuovo tram, no? che viene questo tram modernissimo, avveniristico, però anche il trasporto elettrico c'è sempre stato, cioè a Lido c'erano i tram, a Mestre c'erano i tram, a Treviso c'erano i tram. Quindi noi anche in questo caso ci siamo bucati un secolo di tumori per dopo rimettere un'altra volta. Vedete, questa qua è la scena dell'imbarcadero del Lido ed è molto bello perché c'era a San Giuliano e a Fusina c'erano il terminal dove si sbarcava dal battello, guardate che bella questa immagine, e al coperto si saliva nel tram che arrivava fino a Padova e a Treviso. Quindi eravamo poveri, quindi la cosa non... Vedete? Successivamente furono introdotte le filovie, infatti sempre le persone anziane, scusa se dico sempre ordonate, si ricordano e dicono ancora adesso Bava Ciapalla la filovia, no? Non ci sono più da 50 anni, però continuano a dire che Bava Ciapalla la filovia. E aveva i vantaggi sia del tram che dell'autobus, nel senso che era non solo silenzioso, non inquinava, ma aveva anche le ruote gommate, non aveva bisogno di rompere tutta la strada per mettere le rotaie, ma aveva il trolley che prendeva la corrente dall'alto. E vedete anche questa bellissima scena sempre di Imbarcadero, una delle 4 linee delle motonavi che sono ancora in funzione, e poi si scendeva e si prendeva la filovia che ci portava in giro. Quando hanno capito che era una cosa bella, sana, pulita, ecologica, eccetera, le illuminate, e si è tornato agli autobus. Poi è stato modificato anche l'Imbarcadero, vedete, questo qua è studiato perché c'è l'effetto Venturi, cioè i venti dominanti vengono convogliati al centro dove aumentano di velocità in maniera da evitare che la gente si fermi sotto infatti non c'è mai nessuno al centro capite perché Saverio non mi invita mai Parlavamo delle motonavi, che sono una delle mie barche preferite. Queste qua furono costruite nel 1935, come diceva l'ingegnere prima, sono tuttora in funzione, però purtroppo mi sembra che è del loro destino di essere demolite dopo. Ce n'è una fuori servizio che effettivamente è un po' di troppo, nel senso che non serve il servizio. Ne abbiamo appena recuperate 2 che andranno in grandi lavori proprio il mese prossimo. Questa è una notizia positiva. Anche questo secondo me era un modo di viaggiare stupendo, perché io stavo sempre in alto e mi guardavo il panorama e incredibile c'era il bar a bordo. Cioè uno andava lì sorseggiandosi lo spritz quando eravamo poveri naturalmente. E c'erano, ma non era questa la prima classe, i parenti era sotto, uno andava sopra e si prendeva quello che gli serviva. Anche questa qua è una motonave più recente, vedete c'era sempre il bar, e quindi penso che molti di voi si ricordino, insomma, in questa... La Geotecnia non c'è più. Non c'è più il bar? No, non c'è più la nave. Ah, non c'è più la nave. Ecco, vedi come si risolvono i problemi in maniera radicale, cavolo bar no, devi fare... Ecco, sempre nel caso delle motonavi fu fatto l'ultimo esperimento, l'ultima costruzione è stata la Sandra Z, anche essa aveva il sistema shuttle con l'elica rotante, 2 eliche rotanti, computer eccetera, ma non ha funzionato ed è stata tolta. Sono stati sostituiti dai forani di elica, che sono questi bassi, e dai forani intitolati ai pittori veneziani. Un'altra delle grosse novità di ACTV sono stati appunto la bigliettazione contactless, tra l'altro poi mi ha spiegato che si chiamano titoli di viaggio, infatti ogni tanto quando vado alla biglietteria mi dà un titolo di viaggio. Io sinceramente non so ancora usarlo, però insomma penso che se l'hanno fatto abbia i suoi vantaggi, diciamo, no? Ho provato anche a inserire questi comandi, ma con scarsi risultati. Adesso verranno introdotti, mi sembra, negli autobus anche i tornelli, anche lì, proprio per evitare l'evasione,
dove digitando appunto asterisco, punto di domanda e cose, questo si apre e poi bisogna altrettanto in uscita, ci sono anche in uscita i tornelli. Uno magari ha fatto il furbo all'entrata, non si ricorda la parte, e lo porta a Spinea. Che ti sigo senza fare il furbo. Sono state tolte le biglietterie perché adesso appunto c'è bisogno di creare dei posti di lavoro eccetera. Questa qua siamo a Santo Marco, è una zona molto centrale. Naturalmente credo che questo non sia né indolore né senza costi, perché bisogna anche fare la manutenzione e poi c'è sempre il problema dell'evasione e dei controlli ovviamente eccetera. Una volta c'era questo signore che sempre saltando dal passato cultura, che si chiamava Bigliettaio, pensavo, non so se avete mai sentito parlare. Si chiamava Bigliettaio e aveva questo l'hardware, era una pinza. Tu passavi, mia mamma mi diceva sempre stai più basso, no? Perché c'era il limite di 1 metro, no? Allora se ero più basso di 1 metro non pagavo e tanto mi sgamava subito, poi mi facevano alzare. Vedete, alto uniforme, cravatta bianca, berretto eccetera eccetera, e anche un'espressione felice. Questa è un'altra delle rare immagini. Questo che vedete, questo qua si chiama Bigliettaio. Quello è il suo ufficio portatile. Evasione naturalmente zero, ovviamente. Tra i vari mezzi che poi sono stati appunto sperimentati sempre in questa ricerca continua di migliorare la flotta, c'è il liuto, che c'è ancora, e il mangiaonde, che era un sistema che doveva essere sperimentale per convogliare l'onda laterale e farla andare dentro sotto poppa, ma anche questo mi sembra che non abbia avuto funzione. Questi sono i motoscafi che vennero disegnati quando si aprì il Rio Nuovo, sempre nel 35 comunque, l'unica roba che funzionava da parte del 35, nonostante io sia di estrema sinistra. E questo in particolare un battello, vedete che è ancora il tipo Pullman con la parte anteriore aperta, la parte posteriore panoramica con i finestrini anche sopra il soffitto in maniera da poter vedere anche i monumenti. Qua siamo sempre nel 54 addirittura. E tutto sommato sono stati un po' allungati, mi sembra, come forme sono ancora quelle. Questo è un altro interno di un motoscafo della quinta serie, sempre nel 55 e 60, vedete, soluzioni anche molto belle devo dire. Uno di questi lo trovate sulla riviera quello che fa la linea di Fusina mi sembra, ci sia ancora uno della quinta serie. E questi battelli poi quando venivano venduti continuavano a navigare per anni, anche in mani private, e poi verranno probabilmente sostituiti dal 230 mi sembra, no? la nuova versione diciamo che sostituirà i motoscafi. Poi naturalmente il Salamina, che è stato acquistato in Grecia e portato a Venezia, e alla fine il cimitero degli elefanti. Purtroppo l'ingegnere non lo sa, ma io vengo ogni tanto con la mia barchetta a fotografare mentre tagliano a pezzi i vaporetti, perché a me dispiace molto. E mi dispiace soprattutto in Italia in particolar modo non ci sia amore per il passato, nel senso che, voglio dire, se andate a Milano c'è il Museo della Scienza e della Tecnica, c'è il settore dei trasporti, è pieno di gente così che va a guardare anche il vecchio autobus, perché no, il vecchio tram o le vetture che si sono succedute nel corso dei tempi. Quindi perché non tenere un vecchio battello così come si è tenuto il motore, no? Che è stato esposto qui sotto, no? Per me sarebbe una cosa molto bella anche per vedere come si è evoluto questa forma di imbarcazione assolutamente peculiare di Venezia. Questo purtroppo fotografato in una giornata, tra l'altro c'era una bufera di neve, perché una mano col motore, una mano stavo fotografando di nascosto. Dicevo dei primi vaporetti che erano a vapore naturalmente, e una delle cose più belle che ho fatto recentemente sui vaporetti è stato il recupero del primo vaporetto costruito a Venezia, che era così, trasformato in una specie di battello portaturisti. È venuto un giorno un signore e mi ha detto: guarda, ho preso una barca dove c'è scritto vaporetto numero 20 1905. Guardi, mi faccia, e mi ha mandato la scansione e c'è scritto cantiere Pianello Moro Sartori. Io guardo nel mio archivio, cavolo, è proprio il numero 20. Allora l'abbiamo spellato sotto questo battello portaturisti, ce n'era un altro, poi abbiamo spellato un'altra volta sotto, ce n'era un altro, perché abbiamo trovato le lamiere chiodate ed è stato portato, vedete,
con una sua linea, la prua a piombo, perfetto, una pompa sfinata, bellissima. Ho potuto anche guidarlo, per arrivare a Chioggia e buttare a Sima, che era il sogno mio fin da bambino. E questa è stata una cosa molto bella. Probabilmente ho mandato queste cose a Gazzettino, Nuova Venezia, sono venuto anche in azienda, naturalmente. Mi hanno detto è una cosa privata. Io ho detto guarda che non vogliamo soldi, vogliamo semplicemente farlo vedere, magari con i dirigenti a bordo, eccetera. Mi ha guardato Castagna, per non far nomi, e non se ne è fatto niente. A me dispiace perché, voglio dire, Venezia dovrebbe vivere anche di queste cose, voglio dire, non rincorrere per forza la quantità, ma cercare anche di fare delle cose di qualità dedicate anche a persone, a un minor numero di persone, ma persone che hanno gusto. Per tutto il resto vi rimando al libro dei Vaporetti, sapete che ho 2 figli e quindi se potete acquistare qualche copia naturalmente, e al sito internet dove trovate tutte queste cose. Grazie. Questa è la versione addolcita della conferenza.